non sanno più dove mungere, diciamo così. Sono soldi buttati. Sacchetti per frutta e verdura a pagamento. In questo inizio d'anno già pieno di aumenti, il recepimento della direttiva europea che impone ai negozianti di far pagare da 2 a 10 centesimi i nuovi sacchetti biodegradabili scatena le ire dei consumatori trevigiani, molti dei quali escono dal supermercato con la merce in mano. Teniamo così. Sono pochi, però no. Per chi compra tanta frutta o verdura, a fine anno diventa una spesa, quindi non esiste. Per evitare sprechi, meno plastica e anche i 10 centesimi o quello che è della busta fa la differenza. Penso che sia un po' eccessivo visto il periodo e vabbè, è la conseguenza di questo paese, andiamo avanti a pagare le cose. Qualcuno viene colto impreparato. Mi sono accorta che i sacchetti non sono come quelli di prima, sono più buoni. Però mi sono anche chiesta, questi sacchetti adesso li pago. Qualcun altro se ne fa una ragione. Vabbè, se c'è da pagare bisogna pagare. 2 centesimi sembra che non sono tanti, ma vabbè. Il Codacons nazionale ha già interpellato il Ministero dell'Economia per capire quale sia la ratio del provvedimento per impugnarlo eventualmente di fronte alle autorità competenti. Di onere ingiusto parla il referente veneto Franco Conte, secondo cui per l'ennesima volta l'inefficienza dello Stato viene fatta ricadere sui consumatori.